Detto questo, io adesso vorrei ripresentarvi le nostre concorrenti e sarà un momento molto importante, qui loro non parleranno, andrò a citarle io, perché la giuria ha già espresso un voto che va da 1 a 5. Poi, adesso la giuria, rivedendole con il voto, potrà aumentare, diminuire o confermare il voto che ha espresso, però questo voto sarà quello definitivo ai fini di quello che sarà il conteggio e quindi insomma è un momento molto importante. Voi concentratevi qui, poi però vi voglio vedere tutti lì al banchetto perché dovete... Ragazzi, io ho fatto televendite per anni, non costringetemi a farle anche questa sera, perché anzi poi racconterò col Presidente anche perché io ho un legame molto particolare con questa città, ma ne parleremo dopo con Giuliano. Bene, torniamo a parlare di bellezze e quindi io a questo punto, vedete, mi metto nell'angolo, mi faccio da parte e lascio il palcoscenico alle nostre concorrenti. Andiamo a rivederle, iniziando sempre dalla concorrente numero 1 che è Katia. Vai, concorrente numero 1. Katia arriva da Monastieri, in provincia di Treviso. Katia, 18 anni. Valentina, concorrente numero 2 di San Donato di Piave. Valentina, concorrente numero 2, ha 25 anni. E andiamo con Elisama, concorrente numero 3, arriva da San Donato di Piave, lei ha 19
numero 15, Elisa concorrente numero 15, sto per dire che ha 15 anni, no, invece lei è il numero 15 e ha 18 anni. La Camorasse con Elisa, concorrente numero 15. Molto bene, andiamo con il numero 16 che è Tiziana. Tiziana ha 21 anni, è la numero 16, l'abbiamo già detto, e arriva da Padova. Tiziana. Letizia arriva da Roccade e ha 18 anni, quindi arriva dalla provincia di Treviso. Letizia numero 17. Che è la concorrente numero 18. Elisa ha 20 anni e arriva da Verona. Fanno la passerella con una disinfortuna, con una spigliatezza davvero. Io ovviamente parlo in generale, la mia chiacchierata adesso è assolutamente casuale, è capitata mentre sta filando come un 18, non vale per tutte, davvero. Come si presentano, come parlano, sono ragazze veramente molto in gamba. Le ragazze che cerca Miss Italia 2.0 come dico io. Intanto è pronta Martina, la concorrente numero 19. Miss Italia cerca le ragazze sì belle ovviamente, ma devono avere quel qualcosa in più, e noi pensiamo che ognuna di loro che abbiamo qui questa sera e che stanno concorrendo per la Regione Veneto riescano ad avere un qualcosa in più. Martina ha 18 anni, Martina è la concorrente numero 19. Chiude la concorrente numero 20 che è Veronica e arriva da Mira. Prego Veronica con il numero 20, 19 anni, da Mira. Lo chiedo per tutte le nostre concorrenti. Io lascio il tempo di ritirare le schede giuria perché adesso inizieranno i conteggi, poi si alzerà il presidente della prova, poi ci raggiungerà sul palco, Giuliano ci raggiungerà sul palco perché ci farebbe piacere portasse un saluto